Fondazione Radio Magica Onlus presenta Smorfie porta fortuna. Provate a mettervi allo specchio e datevi dei pizzicotti. Fate pure delle strane smorfie. Bla bla bla, ah. Dopo un po' cambiate espressioni. Fate altre boccacce. Oh. Poi prendete carta e matita e a memoria provate a farvi un autoritratto. Dai, vi siete appena osservati, non farete fatica. Disegnate tutto: bocca, naso, occhi, grinze della pelle, sopracciglia inarcate, orecchie, testa, fronte sollevata. Poi pensate pure a questo. Ma cosa avevo in mente quando facevo quelle smorfie? Ero contento? Ero divertito? Pensavo a qualcosa di particolare? Questo gioco di fare smorfie, guardarsi allo specchio e disegnarsi era il modo in cui l'artista scultore tedesco Franz Xaver Messerschmitt nel Settecento realizzò ben 49 teste di bronzo e altri materiali. Secondo lui, quelle maschere tenevano lontano gli spiriti cattivi. Ma chissà cosa credeva di risolvere con quello strano metodo di allontanamento degli spiritelli. Forse sperava di spaventarli. Certo, è difficile giudicare. Le azioni delle persone, a volte, possono sembrarci strane e le ragioni di certi comportamenti spesso rimangono un mistero. Quando queste teste, chiamate teste di carattere, furono realizzate, vennero esposte nei corridoi d'ingresso di un ospedale per far sorridere le persone che entravano là dentro con qualche malinconia. Nessuno dava loro importanza come opere artistiche. E pensate, ognuna di esse oggi ha un valore inestimabile. Se entrerete nel palazzo Coronini-Kronberg, nella stanza chiamata proprio Messerschmitt, vedrete che sorpresa! Ci sono 2 delle originarie 49 teste di carattere che Franz Xaver Messerschmitt aveva realizzato quando era a Vienna, a Monaco di Baviera e poi a Bratislava, dove morì nel 1783. Le 49 teste sono conservate nei principali musei del mondo e 2 di queste sono a Gorizia. Prima di giungere nelle mani del conte Guglielmo Coronini, ultimo proprietario del palazzo oggi sede del museo, sembra che le 2 teste fossero state nelle mani di una sua cugina, anche lei contessa, Eleonora Palffy Daun. Fu Eleonora che nel 1937 scrisse a Guglielmo, chiedendogli consigli su come vendere queste 2 opere. E il cugino dichiarò subito che quelle 2 faccione piene di smorfie e di boccacce gli piacevano proprio. Così il conte le comprò e dal 1940 le 2 teste matte, con tutte quelle grinzone sulla pelle, sono esposte al museo. Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Smorfie porta fortuna, lo starnuto e uomo che guarda il sole. Busti realizzati tra il 1770 e il 1783 da Franz Xaver Messerschmitt. Museo della Fondazione Coronini-Kronberg, Gorizia.
Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili sul sito www.radiomagica.org.